Gli amici della bicicletta di Belluno si stanno adoperando da anni per la promozione di percorsi ciclabili, che valorizzino il nostro territorio. In quest'ottica di turismo slow, turismo lento che si sta diffondendo sempre di più e sempre di più sulle 2 ruote, grazie anche alle biciclette elettriche sempre più diffuse. Uno di questi percorsi è l'Anello della Valbelluna, ci lavorano da 5 anni. L'Anello della Valbelluna che raccorda Belluno con Feltre, in destra e poi in sinistra Piave, andata e ritorno, che utilizza molti tratti di piste ciclabili dedicate proprio alle 2 ruote e in altri casi utilizza percorsi secondari attraverso i villaggi, i luoghi rurali della nostra provincia, percorsi poco frequentati dal traffico, bellissimi. Questo anello non è riconosciuto dalla regione e gli amici della bicicletta vorrebbero che si facesse uno sforzo perché venisse ufficializzato in qualche modo. Non sarà mia sti due qua, no? Eccoci qua. L'Anello della Valbelluna è un progetto che FIA Belluno, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, sta coltivando in maniera specifica negli ultimi 5 anni, ma è un progetto che data almeno da 15 anni, no? Prima, perché era la cosa più semplice, abbiamo promosso soprattutto la parte in sinistra Piave, e da 5 anni stiamo lavorando sull'anello vero e proprio, e quindi un percorso in destra Piave che colleghi Belluno e Feltre, le 2 città ovviamente più importanti non solo della vallata ma dell'intera provincia, e quindi andata Belluno-Feltre in destra Piave e ritorno in sinistra Piave. È un anello di circa poco meno di 80 km, è un anello di fondovalle, e questo è importante perché è progettato, è disegnato proprio per il cicloturismo per tutti, quindi anche per famiglie con bambini. La gran parte del percorso ciclabile si svolge su strade secondarie a basso traffico, strade di campagna, come questa per esempio, dove vedete siamo adesso e non passano di fatto macchine, e laddove passano a bassa velocità, e ci sono anche dei cartelli, per dire la verità, che segnalano questo. In parte è su ciclabili in sede propria, cioè tratti di ciclabili e ciclopedonali in sede propria, per esempio da Belluno fino a Salce si tratta di una vera e propria ciclabile. Il percorso è quasi tutto asfaltato, eccetto qualche tratto su un buon sterrato, come il tratto di Lentiai per esempio, un 3-4 km su un buon sterrato. C'è solo un tratto di 1 chilometro al momento che si deve ancora percorrere su strada statale, è il tratto di Busche. Lì il comune di Feltre si è impegnato per risolvere questo problema in breve tempo. Abbiamo già avuto incontri, avremo incontri ancora con l'assessore e col sindaco di Feltre proprio su questo tema, perché ci mancherebbe solo questo anello per avere questo tratto, scusate, di 1 chilometro, per avere l'intero anello percorribile senza nessun pericolo di fatto, insomma. Sì, il tratto di Busche in realtà era già stato risolto prima di Vaia, perché era stata costruita una passerella ciclabile sul torrente Caurame, e questo permetteva di bypassare il tratto sulla statale. Purtroppo Vaia ha scardinato la passerella e ancora non è stata risistemata, e non sappiamo ancora quando verrà risistemata, e lì c'è anche qualche altro piccolo problema di percorso, ma speriamo appunto che venga risolto al più presto. Insomma, questo è il punto. Altri punti pericolosi del tracciato invece sono stati proprio risolti lo scorso anno in comune di Santa Giustina, perché c'era la rotonda delle Gravazze che costringeva o ad attraversare, pur su strisce pedonali, ma ad attraversare la statale, mentre adesso è stato realizzato un sottopasso ciclabile, e il percorso di Santa Giustina è stato migliorato perché è stata costruita una passerella ciclabile sul torrente Veses che porta direttamente alla stazione. Le stazioni, questo lo dirò anche, è un punto centrale di questo percorso, è l'intermodalità treno più bicicletta, poi ci torniamo magari, quindi porta in stazione, poi dalla stazione un tratto ciclabile nuovo che porta fino a che ci riporta su strade secondarie, ed infine è stata costruita la passerella sul Salmenega, e questo ha risolto un lungo tratto invece di statale, perché da lì attraverso Pez e strade secondarie in pedemontana insomma arriviamo facilmente a Busche, ecco. La bicicletta ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni, e dobbiamo dire che un merito è anche dovuto alle nuove tecnologie, chiamiamole così, cioè la e-bike, no? Il nostro è un territorio montagnoso e l'e-bike ha sicuramente aperto al grande pubblico la Val Belluna e tutto il territorio della provincia di Belluno. E quindi diventa semplice adesso con l'e-bike andare verso la dorsale delle Prealpi, oppure verso la dorsale
della pedemontana, insomma. E la bicicletta, anche oggi venendo qui abbiamo visto tantissima gente in bicicletta, ma non solo diciamo, i ciclisti semiprofessionisti, no? Ma proprio cicloturisti che prendono la bicicletta queste splendide giornate per farsi il giro di 10, 15, 20 chilometri fuori città. Ed è per questo che adesso il cicloturismo anzi è una voce anche economica importante, cioè il cicloturismo siamo sicuri, siamo convinti che potrebbe portare uno sviluppo economico dalla Val Belluna, come lo ha portato, basta pensare al Tirolo, insomma, no? Quindi la Val Pusteria o la famosa Dobbiaco-Lienz, no? Ora, noi per questo vogliamo anche sviluppare questo tipo di anello adatto a famiglie, perché immaginiamo che tutti gli amanti della bicicletta, i cicloturisti chiamiamola della bassa, cioè Venezia, Padova, Treviso, che adesso magari vanno in Tirolo per trovare buoni percorsi ciclabili di qualità, come vengono definiti, potrebbero trovarli proprio qua in Val Belluna, insomma. L'importante è che le amministrazioni e gli enti preposti hanno già capito questa cosa, ma dovrebbero un po' velocizzare, insomma, gli interventi, no? E a questo proposito abbiamo fatto ufficialmente domanda alla Regione Veneto di inserire questo anello, l'anello della Val Belluna, nella REV, cioè nella rete escursionistica veneta. La rete escursionistica veneta è una serie di percorsi, sono 12 percorsi promossi dalla Regione Veneto, quindi la Regione Veneto fa la promozione turistica, la tabellazione, c'è un portale che li sviluppa. Questo percorso non è ancora dentro, ma abbiamo fatto appunto domanda ufficiale che venga inserito. Noi siamo un'associazione, chiamiamola piccola associazione, no? Anche se siamo fieri di avere 220 iscritte e iscritti, però siamo comunque un'associazione di volontari che se non abbiamo dietro gli enti, la provincia, i comuni, il parco, il BIM, le unioni montane, eccetera, che spingono, è difficile che noi possiamo confrontarci direttamente con la regione, questo è il punto, no? Ora c'è da dire che ormai i comuni della Val Belluna si sono resi conto di questo, come dicevo prima, Santa Giustina ha fatto interventi molto belli proprio nel suo comune, Borgo Val Belluna è anni e anni che sta curando per esempio l'aspetto della ciclabilità nel suo versante. Belluno anche ha fatto qualcosa, anche se qualcosa noi speriamo faccia di più. Adesso come associazione vogliamo fare un altro passo e abbiamo già preso contatti, insomma, con una casa editrice Ediciclo Editore, che è la casa editrice che si occupa di cicloturismo e cicloescursionismo e che ha sede a Portogruaro, perché vorremmo creare e pubblicare una guida dell'anello della Val Belluna a scopo promozionale. Poi chiederemo, insomma, andremo, come si suol dire, a chiedere dei finanziamenti a enti, a realtà del territorio che possono avere interesse a promuovere questo percorso, in modo tale che questo diventi una guida gratuita che può essere utilizzata dai cicloturisti e che faccia vedere, insomma, quanto è bello questa Val Belluna e questo anello che proponiamo, insomma. Questo anello di base di 80 km che con l'iscrizione nella REV potrebbe essere un domani ben tabellato e quindi diventa un punto di riferimento centrale, potrebbe essere anche la base per avere tutta una serie di digressioni che salgono sulla destra o sulla sinistra Piave verso il Nevegal, verso la Val Morel, oppure verso i limiti del parco dei Dolomiti Bellunesi, che sta qui alla nostra destra e che offre delle valli molto, molto belle, la Valle del Mis, la Val Canzoi, la Valle di San Martino, che possono essere frequentate in bicicletta con un ritorno anche di emozioni e di esperienze molto importanti. Uno dei problemi che ha l'anello della Val Belluna oggi è che non ha una sua uniformità, una sua riconoscibilità.
che deve partire da una uniformità di tabellazione. Purtroppo c'è la tendenza, ma anche per come è stato costruito, ogni comune ha collaborato a costituire questo tracciato, e quindi sono state messe anche varie tipologie di tabellazione. Oggi si tratta di rendere questo percorso proprio il percorso della Val Belluna, e quindi dare uniformità a tutta la tabellazione. E come diceva prima Pierluigi, questa tabellazione potrebbe appunto fare riferimento a quella cartina che stiamo cercando di mettere a punto e assieme alla guida, e quindi diventerebbe un riferimento per tutta la Val Belluna, perché questo percorso diventerebbe l'anello di congiunzione fra la Monaco-Venezia, che transita a Soverzene, e la Claudia Augusta, che passa per Feltre, e quindi questo anello avrebbe questo valore aggiunto di poter dare la possibilità a chi proviene da nord di o transitare a sud attraverso la Val Belluna, oppure di scoprire le bellezze di arte, di ambiente, di storia della Val Belluna attraverso questo bellissimo percorso che la attraversa nel fondovalle. Come si vede, la ciclabile in quest'area, ma anche in altri punti, transita lontano dalla strada principale. Difatti laggiù c'è la strada statale 50 e noi siamo invece sulla dorsale, una dorsale panoramica bellissima, perché abbiamo un panorama a 360 gradi. Alla mia sinistra tutto il Pizzocco, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, lo Schiara, il Serva davanti a me, i Monti dell'Alpago, il Visentin, insomma questo è un posto davvero panoramico. E oltre però ai bei panorami e al paesaggio campestre con una varietà ancora intatta di culture, perché diciamo la verità, il Trentino Alto Adige è molto citato dal punto di vista cicloturistico, molto frequentato, ma lì predomina una monocultura che è la cultura delle mele, no? Anche con i problemi, se vogliamo, di inquinamento collegati. E qui invece, tra l'altro, qui siamo proprio a Vigliaco, dove c'è un meleto, sì, ma un meleto a coltivazione biologica. Il nostro territorio è un territorio ancora pulito, è un territorio ancora con ampia biodiversità anche di tipo agricolturale. Oltre a questo ci sono le emergenze architettoniche, che sono, a parte le due città d'arte, Belluno e Feltre, ma nel percorso noi incontriamo per esempio ville venete, siamo vicini per esempio a Villa Gaggia, per dire, che ha anche una storia molto importante, ma scendendo verso Santa Giustina proprio la ciclabile arriva di fronte al mulino di Santa Libera, che è un mulino recuperato, funzionante, testimone poi di tutta la storia, per esempio degli spadai di Formegan, e con tutto il discorso delle rogge di Santa Giustina. Arriviamo a Feltre, e vicino a Feltre una brevissima diversione ci porta al santuario di San Vittore Corona del IX secolo con gli affreschi giotteschi. La ciclabile poi in sinistra Piave passa per Lentiai, e la chiesa arcipetrale di Lentiai è monumento nazionale, con soffitto a cassettoni del 600 e la pala d'altare di scuola tizianesca. La chiesetta di Bardies completamente affrescata, zone naturalistiche come il Vinchetto di Cellarda o i laghetti della Rimonta, per arrivare a Mel, che è uno dei borghi più belli d'Italia, e quindi rientrare a Belluno. Questo per dire, abbiamo anche organizzato, per dire la verità, già degli weekend in bicicletta, perché altre associazioni, FIAB per esempio, FIAB di San Donà di Piave e FIAB di Mirano, ci hanno chiesto di accompagnarli sul percorso. In quel caso abbiamo organizzato un vero e proprio weekend. Arrivo a Belluno la mattina, visita guidata di Belluno, partenza in bicicletta, sosta a Busche per il picnic, il pranzo, arrivo a Feltre nel pomeriggio, lì visita di Feltre, eccetera, e il giorno dopo rientro visitando appunto San Vittore e Corona, Lentiai, Mel, e rientro a Belluno nel pomeriggio. La caratteristica di questi percorsi ciclabili come quello, come l'anello della Val Belluna, è quella di poter fare da volano anche di varie attività economiche, in genere legate all'ambiente, legate all'agricoltura naturale. E quindi un esempio che abbiamo qui vicino a Vigliago è proprio Villa Zuppani, che oggi è gestita dal cantiere della Provvidenza, e sta sviluppando un progetto proprio di ospitalità dei cicloturisti,
e assieme a un'attività legata alla coltivazione del bacco da seta, che come si sa è un presidio e una sentinella dell'ambiente molto importante. E quindi noi riteniamo che assieme a questa attività ce ne possano sviluppare molte altre lungo questa linea, sono 80 chilometri e quindi le possibilità anche economiche sono molte. Che a questo punto però viene anche voglia di chiedervi come si fa a iscriversi agli Amici della Bicicletta per essere più coinvolti in questo mondo stupendo. Beh, iscriversi è facilissimo, perché lo si può fare direttamente dal sito www.bellunoinbici.it. Lo si può fare in sede, la nostra sede è aperta il mercoledì dalle 17 alle 19 presso la scuola Leonardo da Vinci. Lo si può fare presso il negozio di ottica al centro commerciale e lo si può fare ogni volta che noi facciamo spesso dei gazebi in piazza per diffondere appunto queste iniziative, quindi quando siamo al gazebo lo comunichiamo, e così come lo possiamo fare anche alle nostre serate. Noi abbiamo un ciclo di serate che si chiama Pedali e altre storie, e la prossima serata, che sarà una serata dedicata alla giornata internazionale della donna, sarà venerdì, non di questa settimana, della prossima settimana. Sono serate di solito dedicate ai cicloviaggi oppure ad altre esperienze, insomma, che coinvolgono la bicicletta. Per esempio l'ultima serata, che era venerdì scorso, è stata presentata una cicloguida di 20 itinerari in Italia, e devo dire con grande soddisfazione che Sala Bianchi era piena, quindi noi siamo soddisfatti anche di questo tipo di attività culturale che diamo alla cittadinanza.